24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Il Centro Studi FIP e Confcommercio ha condotto un'elaborazione su dati Istat per analizzare le dinamiche regionali dei consumi delle famiglie nel periodo 2007-2011. In Veneto tra il 2007 e il 2011 la spesa media annuale delle famiglie è calata, in termini reali del 9,6%, pari in valore assoluto a circa 3.800 euro all'anno. Il dato appare ancor più significativo se confrontato col quadro nazionale, dove la contrazione dei consumi si è attestata a meno 6,1%. Il calo è quasi generalizzato a livello di tipologia di bene e o di servizio e per quanto riguarda il Veneto la situazione si dimostra più grave rispetto a quanto avviene in Italia per alcuni dei settori considerati strategici per la nostra regione. A salvarsi in ambito regionale sono soltanto le spese per le comunicazioni. Tre mani tese a cercare di afferrare l'arcobaleno, simbolo della speranza nel poter accedere alla sicurezza che offre un lavoro stabile. E questo è il logo della nuova associazione Speranza al Lavoro, nata a Vigonza nel Padovano e voluta dalla Filca CISL, Adiconsum e familiari degli imprenditori vittime dell'indifferenza verso il lavoro. Un'associazione che vuole restituire la solidarietà ad una cultura che se ne è fatta estranea, riaffermare la priorità del lavoro ad un'economia schiacciata sulla finanza, restituire ai cittadini italiani la possibilità di accesso all'articolo 4,1 della nostra Costituzione italiana. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Un suicidio ogni 4 giorni da inizio 2012, sono questi i numeri della crisi. Lo sanno bene Laura Tamiozzo, presidente dell'associazione, e Flavia Schiavon, le quali hanno vissuto entrambe il dramma del suicidio del padre. Proprio Flavia però questa mattina ha scelto di mollare tutto, di non far parte dell'associazione. A farle prendere questa decisione una lettera che le è stata recapitata ieri a casa, in cui le viene imputato di sfruttare la morte del padre per finire sui giornali ed in TV a caccia di notorietà, ma le viene anche suggerito di suicidarsi come ha fatto il padre. Verona è lo scenario ideale per accogliere una fiera sulla musica classica, Classical Music World, che si terrà al Pala Expo di Verona Fiera dal 19 al 22 aprile prossimo. È l'anteprima nazionale della manifestazione dedicata alla musica classica, nata con l'obiettivo di sfatare il luogo comune di un genere rivolto a pochi eletti. Tenuta a battesimo dal soprano Katia Ricciarelli, testimonia della rassegna, Classical Music World presenta in 3 aree distinte il meglio del settore, sia dal punto di vista espositivo sia da quello degli eventi, tra concerti, esibizioni dal vivo e convegni che coinvolgeranno un centinaio di artisti. La musica è un passepartout, si può andare in qualsiasi posto e si può parlare un linguaggio universale attraverso la musica, e poi chi non ama la musica secondo me non ha quella sensibilità in più che gli consente di fare qualsiasi professione, anche il politico che non ama la musica gli manca qualcosina, forse dovrebbe cominciare ad amarla. Dice di volere una vita normale e di essere felice di essere arrivato a Padova. Giuseppe Salvatore Riina, 34enne, figlio del superboss mafioso Totò, sabato ha fatto il suo arrivo nella città del Santo. Dopo mesi di polemiche, proteste e dichiarazioni al veleno, Salvuccio alla fine è atterrato sabato mattina all'aeroporto di Venezia, proveniente da Palermo. A Corleone non lo volevano, il primo cittadino, Antonio Iannazzo, aveva detto: credo che la presenza a Corleone di Giuseppe Salvatore Riina sia pericolosa per la comunità. Non abbiamo registrato da parte sua alcuna dichiarazione di dissociarsi da Cosa Nostra o di essersi pentito delle azioni per le quali è stato condannato. Il figlio più piccolo del capo dei capi di Cosa Nostra dunque era indesiderato tanto nella sua terra natale così come a Padova, dove l'annuncio del suo arrivo aveva indotto la Lega Nord a minacciare mobilitazioni di piazza, promessa subito mantenuta. Il 21 aprile abbiamo previsto una manifestazione con i gazebo in tutta Padova, spiega il leghista Massimo Bitonci, sindaco sceriffo a Cittadella. Raccoglieremo le firme contro la decisione di mandarlo qui. Il Veneto
Veneto ha già pagato in passato, ha detto Bitonci, un prezzo molto alto con il confino nel nord-est dei mafiosi, come conferma quanto accaduto con la mala del Brenta. Categorico anche il governatore del Veneto Luca Zaia: non possono esistere i delinquenti da esportazione, ha detto, iniziamo male la primavera. Di parere opposto l'onorevole UDC Antonio De Poli, appena rinominato segretario regionale del partito. La Lega sta strumentalizzando politicamente l'arrivo di Riina Junior, cavalcando l'onda della paura della gente. Sono stati arrestati dai carabinieri di Padova 2 immigrati accusati di aver ucciso un connazionale fracassandogli la testa. La vittima, un marocchino, era appena rientrato in Italia ed è stato trovato morto il 14 maggio del 2011 in un vecchio ruder abbandonato a Piove di Sacco. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, era privo di documenti, a torso nudo, con la testa fracassata tra bottiglie di birra e sedie rotte. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Padova, con il supporto dei colleghi di Piove di Sacco e gli specialisti della sezione investigazione scientifica dell'Arma, dopo aver isolato la zona, sono riusciti a dare un'identità all'uomo grazie alle impronte prelevate dalla salma. Fuga inarrestabile da quotidiani TV, la pubblicità è sempre più web. In un anno la raccolta su internet è cresciuta del 10,3% ed entro fine 2012 assorbirà 1,2 miliardi di spot. Tutti particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.